Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Beni per un valore di oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri di Catania all'imprenditore Carmelo Militello. Quest'ultimo è ritenuto collegato al clan Tomasello Mazzaglia Toscano, attivo nei territori di Adrano e Biancavilla e riconducibile alla famiglia Santa Paola Ercolano. I nuovi manager della sanità siciliana dovranno rispettare tempi e obiettivi posti dalla Regione, pena la revoca dell'incarico anche solo dopo il primo anno di contratto, è quanto deciso dalla Giunta di Governo su proposta del Presidente della Regione Renato Schifani. Il pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo non sarà chiuso né sarà accorpato a quello di Villa Sofia in vista dei futuri lavori di ristrutturazione. Questo quanto ribadito al termine di una riunione che si è tenuta quest'oggi all'assessorato regionale per la sanità. Nel grande cortile dell'oratorio salesiano della Chiesa delle Anime Sante ad Alcamo, in provincia di Trapani, è stato dato l'ultimo saluto a Roberto Raneri, uno degli operai morti nella strage di Casteldaccia. Al funerale hanno preso parte i sindaci di Alcamo, Partinico e Casteldaccia. Chiudiamo con il meteo. Per la giornata di domani in Sicilia previsti cieli sereni con qualche nube sparsa in mattinata con schiarite nel pomeriggio, temperature massime in aumento. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.